La mobilitazione delle famiglie arcobaleno torna a Padova per protestare domenica contro la legge del governo Meloni che ha reso reato universale la maternità surrogata. Davanti a Palazzo Moroni si sono date appuntamento per domenica alle 11 le famiglie arcobaleno che dalla città del Santo in passato avevano più volte lanciato la loro protesta dopo che la procura l'anno scorso aveva invalidato la registrazione all'anagrafe dei bambini di coppie omogenitoriali composte da due mamme. Gestazione per altre e altri non è un reato, né tantomeno universale. Migliaia di bambini nati nei paesi dove essa regolamentata e legale sentono già tutto il peso dell'omofobia istituzionale. Milioni di futuri bambini saranno privati dei diritti fondamentali dell'infanzia. Contro questa legge incostituzionale, eticamente vergognosa e giuridicamente insostenibile, scendiamo in piazza e aspettiamo tutti i veneti domenica 27 ottobre alle ore 11 davanti il comune. In piazza le famiglie arcobaleno vogliono ribadire che i loro figli e figlie sono il frutto di un percorso fatto d'amore, scelta, rispetto e autodeterminazione.